Sua Eccellenza Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo metropolita di Agrigento, ha accolto presso il Palazzo Vescovile il colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale dei Carabinieri, accompagnato dagli ufficiali del comando provinciale. L'incontro si è svolto in un clima di viva cordialità, reciproca vicinanza istituzionale, offrendo l'occasione per rinnovare il legame tra l'arcidiocesi agrigentina e l'Arma dei Carabinieri, entrambi profondamente radicate nel territorio, accomunate dall'impegno quotidiano al servizio della nostra comunità. Nel corso del saluto l'arcivescovo ha espresso la propria personale riconoscenza all'Arma dei Carabinieri per la presenza costante e discreta assicurata in tutta la nostra provincia, sottolineando il valore di un servizio che oltre alla tutela della legalità e della sicurezza rappresenta per i cittadini un concreto punto di riferimento, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Il colonnello De Tullio, a nome degli ufficiali presenti, ha ringraziato Monsignor Damiano per l'accoglienza e le parole di stima rivolte all'istituzione, ribadendo la volontà dell'Arma di continuare a operare con senso di responsabilità, spirito di servizio e attenzione verso le esigenze delle comunità locali. A testimonianza della stima e della gratitudine per l'incontro, il comandante provinciale ha donato all'arcivescovo un quadro raffigurante la caserma dell'Arma Biagio Pistone, sede del comando, realizzato dall'artista agrigentino autodidatta Salvatore Alaimo. Con la tecnica dell'inchiostrazione urbana a mano libera, un dono simbolico nel quale l'immagine richiama il valore della presenza dei carabinieri come presidio di legalità, prossimità e fiducia nel cuore delle comunità. Al termine dell'incontro, il Palazzo Vescovile e gli ufficiali si sono recati presso la Biblioteca Lucchesiana, dove sono stati accolti dal direttore Dolangelo Collura, il quale ha illustrato la storia della prestigiosa istituzione culturale agrigentina. La mattinata è proseguita presso la chiesa di Santa Maria dei Greci, centro storico, un luogo particolarmente suggestivo, un sito che più di altri racconta la stratificazione millenaria della nostra città. La visita si è conclusa al Museo Diocesano di Agrigento, dove la direttrice Domenica Brancato ha accompagnato gli ufficiali lungo il percorso museale, illustrando le opere d'arte, le testimonianze storico-religiose che documentano secoli di fede, cultura e identità del territorio. Al termine della visita nei giardini del Vescovo si è tenuta una riunione operativa tra gli ufficiali dell'Arma, contestualizzando un incontro nell'ambito di una visita culturale legato all'idea che chi è chiamato a servire una comunità può farlo al meglio se coltiva la conoscenza dei luoghi e dei relativi tesori storici, artistici e culturali.